Solighetto di Pieve di Soligo, eventi del territorio, festa della Madonna Assunta dell'Immacolata. Christian Gai, presidente del comitato festeggiamenti, ben ritrovato Christian, è un piacere rivederti. Si riparte alla grande dopo 2 anni di fermo con una grandissima festa e tanta gente dietro di noi. Grazie Luigi, sì, penso che la parola per iniziare questi festeggiamenti sia finalmente dopo 3 anni possiamo ritrovarci come comunità. Quest'anno siamo partiti bene e speriamo di continuare così. Proponiamo un'offerta gastronomica molto ampia, con piatti che rispecchiano comunque il territorio, le tradizioni del territorio, dalla trippa al musette con le erbe, e poi andiamo di contorni con le erbe cotte, con i fagioli, con i funghi, insomma un po' di tutto, e poi la mitica grigliata che ci accompagna ogni sera, insomma. Sì, buonasera a te. Beh, questa sera è una sera particolare tra l'altro perché è dedicata ai ragazzi, infatti ci sarà un po' di DJ, un po' di musica e cibi adatti ai giovani. Comunque sì, è ripartita finalmente, è stata dura, ci sono stati molteplici problemi ma ce l'abbiamo fatta, anzi un complimenti a tutti gli amici per Solighetto, il gruppone che c'è, che lavora, che fa del loro meglio e dà del tempo loro gratuitamente per tutta la comunità. Siamo orgogliosi di questo gruppo, della frazione di Solighetto in questo caso, e bene così, e adesso progrediamo fino all'8 della Madonna, il giorno della Madonna. I nostri volontari sono il cuore e la forza di questa festa, senza di loro sicuramente non avremmo potuto pensare di avere tutto ciò. Un grazie di cuore veramente a questa gente che sacrifica tempo, famiglia e hobby per venire qui a darci una mano. E ringrazio l'amministrazione comunale che ci è stata vicina, ci è vicina e ci sarà vicina. Approfitto per ringraziare anche comunque Don Giuseppe, il parroco, che ci mette a disposizione i locali della parrocchia per poter comunque fare questa festa. Assessore, però lei mi diceva poc'anzi che c'è qualcosa che bolle in pentola per il Natale 2022 qui a Pieve di Soligo. Eh sì, quest'anno con 1000 peripezie, però all'ultima ci siamo riusciti. Avremo a Pieve la pista da ghiaccio, quindi dietro il municipio di Pieve di Soligo, da circa metà di dicembre avremo la pista da ghiaccio che andrà avanti per circa un mesetto e mezzo, e tutti potranno usufruire, divertirsi, soprattutto anche i bambini, che abbiamo pensato a loro per una piccola cosa gratuita anche per provare, per divertirsi nel Natale. Christian, noi adesso andremo a mangiare un boccone insieme, ti lasceremo poi ai tuoi impegni di volontario, ma prima di tutto ti lascio anche fare un invito a tutti i telespettatori a venirci a visitare qui a Solighetto. Sì, sicuramente invito tutti quanti a venire a provare i nostri piatti qui alla Sagra, il nostro ambiente e la calorosa accoglienza dei nostri volontari. Se posso, un invito particolare per l'8 dicembre, giorno di chiusura, presenteremo e lanceremo lo spiedo nobile di Solighetto. E cos'è? Lo spiedo nobile di Solighetto è lo spiedo, però con tagli nobili di carne. Ho capito. Mi dicevi poc'anzi, invece, prima di iniziare questa intervista, che volevi fare tu una domanda a me. Sì. Ti sto ascoltando. Sì, allora, Luigi, tu che giri tante sagre, tante manifestazioni, dov'è il posto più strano dove hai bevuto un bicchiere di vino? Oddio, di solito nelle sagre, alla peggio, una baita con 4 frasche sopra, insomma. Qui da noi, se vuoi, puoi gustare un buon bicchiere di vino delle nostre colline all'interno del campanile. Beh, ma allora andiamo a vederlo subito. Andiamo subito a vedere il campanile. E intanto salutiamo tutti i nostri telespettatori e gli diamo appuntamento qui il 3, il 4, il 7, ma soprattutto l'8 dicembre, che c'è lo spiedo nobile della Sagra.